Un anno dopo il dolore è ancora vivo e il ricordo lo sarà ancora di più nella sua Cartigliano. Jacopo Venzo aveva 17 anni e giusto un anno fa, il 21 luglio, ha perso la vita per una caduta in discesa all'inizio della Junioren-Rundfahrt in Austria. Il Giro del Veneto Juniores 2024, organizzato dalla SD Società Ciclisti Padovani, farà tappa domani proprio a Cartigliano, come promesso l'anno scorso dal sindaco. Era doveroso, una promessa mantenuta a un giovane ragazzo che purtroppo ci ha lasciato con la propria passione, la passione delle biciclette. Non lo possiamo dimenticare cosa è successo l'anno scorso al Giro d'Austria per Juniores, dove il nostro Jacopo Venzo purtroppo ha perso la vita durante una discesa di una delle tappe. Domani mattina a Cartigliano lo vogliamo ricordare. Sono 220 i giovani atleti in gara che domani avranno modo di correre sulle strade che Jacopo conosceva a memoria. Una marea di colori, una marea di ragazzi che con il sorriso affronteranno la seconda tappa del Giro del Veneto Juniores, che da Cartigliano li porterà a Verona, ed è secondo me il migliore modo per onorare, ricordare e mai dimenticare il nostro caro Jacopo. La gara è stata anticipata da un convegno alla presenza di campioni come Silvio Martinello, Filippo Pozzato e Alberto Ongarato e del presidente della Federazione Ciclistica Veneto, Sandro Checchin.